che il mondo me lo sentivo che mi cadeva di dosso, piglia e mi vado a sentire tu puliare da porta. Ah, signor La Rosa, era di sera tardi, tardone. Che sa, ci potevano essere 8:30. E io dissi, a quest'ora di notte, qui è, mia moglie che arronfava. Ma alle 8:30, scusi, già sua moglie dormiva. Mia moglie dorme alla sera, se vuoi che 5:30. Ah, come le galline. Come le galline. No, ieri non dopo dare, io con canale Ho capito, vabbè, si dice così, vabbè. Perché le galline vanno a dormire presto. Vanno a dormire presto. Vabbè. Lei si è preoccupato, cioè chi è? Io dissi tra me e sé, chi sarà a quest'ora? Allora mi alzetti. Mi alzotti. Mi susì. Bravo, lo dica come lo sa dire, lo dica come lo sa dire. Mi susì, sì? E ci andetti ci ad apre. Bravo. Ho aperto la porta e davanti ai miei occhi non ti vado a vedere uno che io non ce lo avevo visto mai in del paese. No. Un pezzo di cristianato, era tanto così. Che aveva una testa tanta, signor La Rosa, un parro di baffettini nicchi, che prima che io ci potevo domandare a lui, scusi, ma lei chi è? Prima lui piglia mi fa, dice, signor Litterio, sì. e mi desa la mano. Sì. Dice, lei dice non mi conosce a me, ma io conosco a lei. Prima che io mi ci presento a lei, lei a me mi deve dare una risposta o per sì o per no. Signor Litterio, lei ci vuole entrare a fare parte della nostra banda? Io onesto. A mia carabinieri non mi conoscono. Questo è vero, lui è una persona per bene. A mia famiglia carabinieri in quel I carabinieri momento non sanno neanche dove abita. in quel momento disperato, senza lavoro, senza mangiare, senza sordi, con la moglie corcata a panna. Signor La Rosa, mente capito, in quel momento mi prese la decisione di maschio, ci dissi, ci sto! Bravo! Ci sto a entrare nella banda, ci dice, pa cosetta ci penso io! E a me non vai da banda andare a stanza di letto come rapia la porta. Che c'è? È uno spettacolo dell'inferno. Cioè? Mia moglie quando si pigliava ociato che ronfava, mensa tenda da finestra, come sa poteva chiudere, mensa tenda. Quando mandava l'aria, ho capito. ascicava, perché poi siccome è evidente come Dracula il bambino. Sì, Dracula il bambino. Sta tenda si ascicava, ogni 2 mesi ci cangiare la tenda. Sì, quindi scusi, se ho ben capito, mi perdoni e mi chiarisca il concetto, sua moglie è russa. No, mia moglie è del paese. No, dico, sua moglie è russa. Mia moglie è del paese, figlia di donna de paesana. Vabbè, sua moglie... Paesana della... il problema è che è russa, cioè russare, ronfa, così, ronfa, poi che lo devo dire? E che è vergogna? No, per carità. Rombi, ma arrunfa. Vabbè, runfa. Arrunfa. Signor La Rosa, mi precipito un Candarano. Sì. Candarano. Candarano, sì. Come mobile che c'è con i cassetti. Apro il terzo cassetto perché mia moglie i cosetti, mia moglie di queste cazze. Che cosa? Di queste cazze reggenti, questi che arrivano qua. Come le chiama? Reggi? Queste cazze reggenti che arrivano qua, mia moglie non ne usa. Scusa, io non la voglio umiliare, ma vede le donne come ridono? Ridono perché ci faccio simpatia. No, vabbè, ridono perché la prendono in giro. Si chiamano calze reggenti, si chiamano calze autoreggenti. Aiutatemi, calze autoreggenti. Auto? Magari quando cammina a piedi si chiamano anche quando sei in bicicletta, sempre autoreggenti perché sono sospese qui. Mia moglie di queste calze autoreggenti non ne porta. Non ne porta perché di solito queste calze sono tutte sottili, fini, trasparenti, e ce ne sono tutti i pila di ame, da così. Ma non dica così e di non sua solo moglie, per però. questo, siccome queste calze si fermano qua, Ida tutta la carne ci ribocca da sopra la cosa, e allora Ida preferisce usare i colla. Ida si chiana, fa un movimento solo, si chiana fino a qua e ci fanno di panciera, mutande e stringipietto, tutta una cosa, tutto un blocco unico fa. Vabbè, quindi lasciamo perdere, guardi. Vabbè, vada avanti. Quindi quando io ho aperto il cassetto, a trovare i colla, signor La Rosa, mi piglio sta colla, mi calo un datte. E poi che sbagliai mi miso al contrario, davanti e indietro, signor La Rosa. Ero un poco scucchiato, adesso solo mi riuscivo da fuori.
Come mi calai sto collo, mi tagliai in do specchio, aveva una yammala che mi prendeva da canna, una yammala che gli pareva la ciolla dei carte. Sì, certo, non era uno spettacolo bellissimo. Disse, ma qua a fare scandare io questa cosetta così. Ma quelli avevo. Sì. Con questa calza mi precipitai in quel signore che mi aspettava all'inghito, appena mi viste si scandavo, perché non mi ha riconosciuto. Fece un colpo. Che è? Mi dice, sì, io sono, non si scandasse. Ci disse, la cosetta me l'ho messa, armi non ne ho, datemi le armi e sono pronto a tutto. Io mi disse, ma che cosa ha capito lei? Che cosa ha capito? Appunto. Io sto parlando della banda musicale. Ma lei aveva capito che quel signore fosse venuto a casa sua per proporle di entrare nella banda criminale? Allora era troppo che era la banda musicale. Nella banda musicale. E dopo si presentava. Mi disse, sono il maestro Mario, il maestro della banda musicale, il nuovo maestro. Dice, siccome ieri mi hanno dato l'elenco di tutti i musicanti, dice, purtroppo ho scoperto che mi manca il trombone. Uzzuturi, trombone, è morto. Ecco, no, guardi, non è per saperne di più, ma giusto per curiosità, insomma, come è morto Uzzuturi trombone? Di trombosi, di che poteva morire. Che glielo chiedo. Dice, siccome mi manca il trombone, dice, sto cercando, ho preso le mie infiammazioni in tutto il paese e mi hanno detto che lei è un grande trombatore. Sì, vabbè. In tutto il paese mi hanno detto che come tromba lei, non tromba. Vabbè, lasciamo perdere, guardi, io mi vergogno anche di fronte agli ospiti, però siccome so che lei ha una bella nomea, lascio correre. Mi disse, signor Litterio, ce lo dico ufficialmente, vuole trombare per il suo paese? Cioè suonare il trombone. Che ci dicevo, no? Ti ho detto, ci sto. Dice, benissimo, allora ci vediamo lunedì nell'aula del Consiglio Comunale che facciamo la prima riunione di tutti i musicanti. Allora io che sembro, sto discorso di sabato sera, io che sembro cretino, ma poi in fondo lo sono, che lunedì mattino mi pigliai l'autobus, scendo a Catania e mi ho procurato un manovale. Un manovale? Sì. Un lavoratore edile, un muratore, un lavoratore edile, un manovale. Manovale, il libro, perché sto parlando di libro? Il libro, il manovale. E allora si chiama manuale, il manuale. Il manuale sarà per lei che fa un presentatore. Per me che sono capocariola è il manovale. Vabbè, il manovale. E come si intitolava il manovale? Che si intitolava Come ti imparo a suonare il trombone. Sì. Mi portai a casa del libro. Il libro, appena girai a prima pagina, c'era scritto bello grosso al centro, neuro. Sì. No, niente, sto ascoltando, non ha detto nulla ancora. C'era scritto al centro, Ho capitolo. Ho capitolo. Ho capitolo, c'era scritto. C'era scritto ho capitolo I. Come I? Ho capitolo I. Ah, primo. Minchia, I c'era scritto. No, sembra una I, è un numero romano, vuol dire primo. Comunque, vabbè, capitolo primo. E subito nel primo rigo c'era scritto che io non ci avessi potuto arrivare mai se non lo leggevo. C'era scritto, per suonare il trombone, per prima cosa ci vuole il trombone. No, e chi lo poteva immaginare mai? Non ci avevo pensato. Vabbè. E quindi lei che ha fatto? Il trombone, che si può anche chiamare questo strumento bellissimo, di un altro modo, come si chiama? Basso tuba. Bravo. Basso tubo. Ora io che vengo dall'edilizia, non so qual è il tubo più basso? Qual è? Chiedo da fognatura. Certo. Me ne indo un pippino da ferro vecchio, mi fece dare un tubo di piombo tanto, lungo 2 metri. Signora Rosa, davanti ufficio a campana, di dietro tagliuzzaio ufficio a forma di becchino quando ci appoggio un musso. Pigliai in ligno, ci unguduriai tutto attorno più grosso del mio corpo, poi ne sciu ligno, mi calai, mi tagliai in do specchio. Com'era? Un trombatore preciso. Meno male.